Uno scontro frontale, senza scampo, non c'è stata alcuna possibilità di salvare la giovane donna alla guida dell'auto. Per Helena Pinheiro dos Santos, 36enne brasiliana, la morte è stata quasi istantanea. La sua Polo si è accartocciata orribilmente sotto l'auto articolato. Una tragedia consumatasi all'alba lungo il cavalcavia che collega Porte Grandi a Jesolo. Pochi minuti alle 5, Elena, giovane badante residente a Carbonera nel Trevigiano, si stava dirigendo verso Caposile. Mentre stava percorrendo il cavalcavia lungo la strada provinciale 43, un mezzo pesante carico di lattine di birra stava viaggiando nel senso opposto. L'impatto fatale è ancora al vaglio dei carabinieri di Sandona di Piave. Di fatto, l'auto condotta dalla donna ha improvvisamente invaso la corsia opposta. Molto probabilmente un colpo di sonno ha tradito la donna. Per l'autista del camion, un 43enne di Sandonà, è stato impossibile evitare l'impatto. Schianto tremendo, il camionista sotto shock ha dato l'allarme. I vigili del fuoco e i sanitari del SUEM sono arrivati sul posto. I pompieri hanno disincagliato l'auto incastrata sotto il mezzo pesante. All'interno dell'abitacolo il corpo senza vita della giovane donna. La strada provinciale 43 è rimasta chiusa per oltre 4 ore per rimuovere i mezzi. Poi il triste compito da parte dei carabinieri, quello di avvertire i familiari della 36enne per dare loro la più terribile delle notizie.